Dove siamo? Siamo al lago di Misurina, una delle belle zone del Cadore. Il lago, come potete vedere, è completamente ghiacciato. Questo è il nostro punto di partenza per l'escursione di oggi. Arriveremo al rifugio Città di Carpi. Ora noi ci troviamo nel punto di partenza della strada forestale. Noi la seguiremo fino al rifugio. Per chi volesse accorciare il percorso, parte dal parcheggio la seggiovia Col de Varda che porta all'omonimo rifugio e da lì poi si prosegue. Che ne dite, partiamo? Direi di sì. Siamo soli soletti, stiamo salendo in solitaria, non si incontra nessuna persona. Come sarà? Il sentiero è abbastanza ripido, non collima con quello estivo. Dato che c'è una pista da sci che scende, hanno deviato il sentiero invernale, quindi è molto ripido in alcuni tratti. L'ideale sarebbe avere anche dei ramponcini perché se il fondo è ghiacciato si scivola. Comunque continuiamo. Ce la faremo. Siamo giunti a un bivio. Noi non andiamo direttamente al rifugio Col de Varda, ma proseguiamo dritti verso il rifugio Città di Carpi. Vai, vai! Siamo arrivati al rifugio Città di Carpi. Davvero un peccato trovarsi in un posto come questo e non poter vedere il bel panorama. Ci sono molte nuvole. E niente, siamo seduti qua fuori, c'è un timido sole che ci sta riscaldando ed ora noi mangiamo i nostri panini. Il rifugio è aperto soltanto nei fine settimana, durante il periodo invernale. Buon appetito e mangiamo! Purtroppo la pausa è finita, la pennichella anche, ed ora facciamo rientro sullo stesso sentiero.
Siamo ritornati al bivio ed ora proseguiamo verso il rifugio Col de Varda, prima di fare il ritorno alla macchina. Eccoci arrivati al rifugio Col de Varda e punto di arrivo anche della seggiovia. Ora facciamo ritorno al parcheggio percorrendo lo stesso percorso dell'andata. Arrivati a conclusione del nostro giro. L'escursione di oggi doveva essere molto panoramica, però il tempo non ha permesso di vedere perché era tutto nuvoloso. Sicuramente la metteremo nei nostri programmi fra le gite di quest'estate. Qui vi salutiamo e come sempre, alla prossima!